Sembra essere inarrestabile la piaga dei furti in abitazione. Nella serata di ieri a Feltre ce ne sono stati tre. Il primo a Foen, dove sono stati presi di mira monili in oro e un orologio. Il secondo in via Falcina, dove prima forzando una finestra, poi la cassaforte, venivano asportati oggetti sempre in oro. Il terzo furto, messo a segno nel quartiere Torri Gemellate, ha fruttato ai ladri 250 euro in contanti ed un paio di orecchini. A Belluno, invece, la zona più colpita è quella collinare di Castione, dove Fratelli d'Italia si propone di allestire un gazebo per portare la propria solidarietà ai derubati. Da cittadino e da consigliere comunale di Belluno desidero in primo luogo esprimere la mia piena solidarietà alle vittime di questa ondata di furti che purtroppo ha colpito la nostra città ieri e anche nei giorni scorsi. Ribadisco la mia piena fiducia nei confronti dell'operato delle forze dell'ordine e mi permetto di invitare i cittadini a denunciare sempre questi fatti così esecrabili. Dal punto di vista operativo e pratico, maggiore illuminazione del territorio comunale perché le tenebre favoriscono i ladri evidentemente, una maggiore implementazione qualitativa e quantitativa delle telecamere e poi rimpiango il fatto che la nostra mozione sulla possibilità di dotare le forze di polizia locale di armi non sia stata approvata perché questo avrebbe garantito una maggiore presenza di forze dell'ordine su tutto il territorio anche nelle ore notturne che sono quelle di più frequente commissione di reati.